Il Savio di Cristian Di Stefano si qualifica per la finale del campionato Under 15 Elite battendo ai calci di rigore per 6-5 la Novator Tre Teste dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 3-3 decisivi ai penalty, le parate di D'Angelo. Savio che incontrerà il Grifone di Gualdaroni, prima occasione e Blues subito avanti al sesto da punizione, lancio lungo e spizzata sulla destra, sfera che danza in area di rigore nel quale Zamperlin è il più lesto, destro e palla in rete, 0-1. La Novator Tre Teste risponde poco dopo, sfera in area di rigore con Fraioli che si gira e tira, spera che termina fuori. Savio che torna allora a farsi vedere al quarto d'ora di gioco, lunga azione manovrata sulla destra, cross per Rezzesi con il numero 9 che stacca di testa mandando la sfera alta sopra la traversa. La Novator Tre Teste di Buffa risponde su calcio da fermo, lancio lungo in area di rigore sul quale D'Angelo interviene. Dopo poco punizione con il destro a giro di Traunini, alto sopra la traversa, match che si gioca sui lanci, Sciacqua scatta più veloce di tutti sul filo del fuorigioco, esce Orecchioni e sventa la minaccia in due tempi. Al 27esimo il Savio raddoppia a calcio di punizione di De Santis sul quale non interviene nessuno, l'uscita del numero 1 rossoblu non è perfetta ed è 2-0. Semifinale che sembra indirizzata ma Novator Tre Teste trova carattere e prima prova su punizione. Poi da rimessa laterale spizzata lunga, sfera che resta in area di rigore e al 37esimo Palombi accorcia le distanze 2-1 e si va a riposo. Il gol sposta anche se il Savio reagisce ad inizio di ripresa e si fa vedere per primo ma timidamente, conclusione con il colpo di testa che viene murato da Orecchioni. Poi è ancora il Savio a farsi vedere qualche istante più tardi, conclusione con il numero 1 dei rossoblù che riesce a distendersi. Altra punizione per la Novator Tre Teste e altro lancio lungo, bravo D'Angelo ad intervenire e a bloccare il tutto. Al 17esimo si ristabilisce la parità, azione sul lato sinistro, cross che attraversa tutta l'area di rigore, controcross e acrobazia di Bronzini, palla in rete ed è 2-2. Savio che reagisce con una punizione di seconda, Diglio prova ad andare con il destro, trovando Orecchioni. Passa un solo minuto di gioco e al 19esimo da angolo la Novator Tre Teste va in vantaggio, palla che balla in area di rigore, Metai è lì e non può sbagliare, 2-3 e semifinale ribaltata. Tutto per tutto nel finale per il Savio, Camarà prova ad entrare di forza dopo rimessa laterale ma viene fermato. Poi al 33esimo altra rimessa laterale lunga, sfera che resta in area di rigore e sul conseguente contrasto De Rosa va a terra per il direttore di gara, è penalty. Dal dischetto Zamperlin non sbaglia, 3-3 e doppietta per l'ex Polisportiva Carso con semifinale che va proprio ai calci di rigore. Dopo il triplice fischio da parte del direttore di gara. Ai penalty il primo a battere è Proromo con il numero 8 della Novator Tre Teste che non sbaglia. A seguire è Loop per il Savio, palla da una parte, portiere dall'altra, 1-1. Iaconello va per la battuta e D'Angelo trova la prima parata e Chioccia a portare in vantaggio il Savio. Metai va per la Novator Tre Teste ma spedisce alto sopra la traversa con Savio che va a battere con De Santis, bravo Orecchione a distendersi e a intuire la battuta dagli 11 metri, Traunini per la Novator Tre Teste non sbaglia, così come Zamperlin che trova il terzo gol di giornata tra i due nella partita e questo su calcio di rigore. Infine è Ilari ad andare a battere, D'Angelo intuisce la conclusione, mura con i piedi e il Savio va in finale. I Blues di Di Stefano, come detto, troveranno il Grifone di Gualdaroni domenica prossima.